E dunque partita questa gara con una Giorgia Biondani che ha dimostrato di essere in ottimo stato di forma. È arrivato per lei la prima medaglia importante in campo nazionale, l'argento ai campionati italiani assoluti di Riccione nei 50 stile libero, alle spalle di Erika Buratto, campionessa italiana. Un atleta che qui ha stabilito 2 volte il primato italiano junior, perché proprio in quest'anno è passata di categoria nei 50 stile. Primato ragazze della Biondani è stato stabilito nell'estate scorsa, 50 e 100 stile in vasca lunga, primato della manifestazione 55-72, Biondani al touch 56 e 67 davanti a Tiasa Pintar 57 e 73, Natalasen terza 58 e 18, Pintar for the second place 57.73 and Natalasen at the third place 58.18. E dunque